3 soggetti, 2 giovani donne e un uomo, sono stati arrestati su un mandato di arresto europeo del Tribunale di Treviso a seguito di indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Treviso. Si tratta di una banda specializzata nei furti con l'abbraccio, composta da 3 soggetti con innumerevoli precedenti specifici e conosciuti ai carabinieri per i diversi alias, che erano soliti aggredire soggetti deboli quali donne e anziani che frequentavano o che frequentano luoghi pubblici quali chiese, cimiteri, esercizi pubblici. E nello specifico quello di Arcade, poi questo furto ha avuto delle conseguenze drammatiche? Purtroppo questo episodio ha avuto un epilogo drammatico. Quella mattina le 2 donne hanno avvicinato la vittima davanti al cancello della propria abitazione e lo hanno aggredito con la tecnica dell'abbraccio, facendo cadere rovinosamente a terra l'anziano, e da qui sono conseguite delle lesioni il cui aggravamento poi del quadro clinico ha portato purtroppo al decesso della vittima. Sono molte le aggressioni con questa tecnica avvenute in provincia di Treviso. Voi state indagando su questi 2 casi in particolari, ma non si esclude un legame con tutti i vari colpi? Purtroppo quest'estate abbiamo registrato un numero considerevole di queste aggressioni e pertanto è un fenomeno che viene esaminato e si cerca di contrastarlo nella maniera più efficace possibile. L'indicazione è quella di segnalare ai carabinieri quanto prima, in maniera tale che possano essere avviate le indagini e individuati questi malfattori.